Dal 2016 ad oggi effettivamente lo Stato ha previsto delle agevolazioni per quelle imprese che mettono in campo delle strategie importanti, che sono delle strategie a favore dei lavoratori, ma non solo, è una strategia win-win, cioè vincono tutti. Adesso andiamo a vederla. È sostanzialmente che cos'è? È l'insieme di beni e servizi erogati dal datore di lavoro o anche di carattere organizzativo, non è soltanto una dazione di un qualcosa, di un servizio, di un bene, è un qualcosa che va oltre, è un qualcosa che di fatto serve per incontrare quei bisogni e quelle aspettative che sono venute a mancare nel tempo, soprattutto negli ultimi anni. Un tema molto, purtroppo lo viviamo tutti i giorni, è quello della mancanza di risorse umane da destinare alle aziende. Tanti sono i lavoratori che non riescono a intercettare l'azienda che riesce ad assumerli. Tanti hanno detto la Great Resignation, quella delle grandi dimissioni, soprattutto nel 2021, post pandemia. Quindi una forma di cambio epocale di visione del lavoro che diventa un'esigenza di coniugare la retribuzione con un'esigenza di equilibrio con la vita, con l'equilibrio della propria famiglia. Tanti hanno perso il potere di acquisto attraverso l'inflazione, purtroppo. Tanti altri hanno perso il lavoro. Quindi la difficoltà oggettiva di trovare lavoratori disponibili a sostituire anche queste persone qui non è stata possibile. Allora il welfare aziendale risponde a questa esigenza. È una leva strategica, è importantissimo. Di fatto le aziende godono di una significativa agevolazione sia fiscale che previdenziale. Sono di fatto una fucina, un volano che permette all'azienda di avere delle agevolazioni fiscali e anche previdenziali. Poi le vediamo più avanti. È uno strumento molto potente per migliorare la produttività. Perché migliora la produttività? Che senso ha? Ma è molto semplice. Se pensiamo a che le persone, che sono la struttura fondante dell'azienda, riescono ad avere un sollievo anche banale, anche a livello proprio di famiglia stessa, quali sono ad esempio quei servizi che possono essere legati alla persona, quindi vuol dire la sanità, vuol dire il supporto alla famiglia, il pagamento delle rette scolastiche, tutto quello che riguarda l'ambiente anche educativo ma non solo, ricreativo. Quindi se si riesce ad adattare questa strategia qui in azienda è un elemento estremamente potente e migliora il clima dell'azienda. Di fatto l'azienda migliora la sua produttività perché, pensate, la persona che è coinvolta in cicli produttivi abbastanza standard viene agevolata anche a livello psicologico, viene agevolata anche non soltanto sotto il profilo retributivo, ma di fatto non ci paga le tasse su quella marginalità che viene poi definita più avanti. Quindi, che cos'è? Perché quindi adottarlo, questo sistema di welfare? Beh, innanzitutto fidelizza chi abbiamo già dentro in azienda, li fidelizza, diventa una parte integrante della famiglia, diventa un incentivo per il lavoratore, fare sempre meglio, riuscire ad essere un volano, una forma virtuosa di politica interna dell'azienda. E quindi un pieno coinvolgimento del lavoratore anche nelle decisioni aziendali, cioè qui raggiungiamo un livello più ampio di welfare.
significa arrivare anche a dire ma cosa ne pensi di questa cosa che vogliamo fare, cioè renderli totalmente partecipi. E poi la convenienza fisco-previdenziale, ok, questa adesso la vediamo, da non sottovalutare però. Il carico reputazionale, che cos'è? Niente, la reputazione è di fatto che l'azienda può vantare nei confronti della concorrenza. Perché? Perché, come ho detto prima, è un volano di positività, è un volano che riesce a dare un punto di qualifica in più all'azienda che adotta questo tipo di strategia. Diventa una valutazione più che positiva, è un punto in cui l'azienda può distinguersi dalla concorrenza. Lo dicevamo prima, no, Guglielmo, sull'aspetto dell'etica. Anche qui, tante sono le aziende del nostro territorio che sono coinvolte in questo processo qui. Ecco, distinguersi anche adottando questi sistemi qui, è vero, non è banale, ma riesce a dare una risposta più che positiva, posto che lo standard della filiera etica è sempre quello, lo standard a livello di prodotto locale, intendo. Quindi le differenti tipologie di welfare aziendale sono idealmente 4, ok? Idealmente sottolineo, perché poi ogni tipologia può essere calata e deve essere calata in maniera artigianale verso ogni tipologia di impresa, e quindi quella più ingessata di tutti è quella contrattuale, cioè quella prevista già dai contratti di lavoro nei quali i lavoratori sono inseriti e che di fatto diventa obbligatorio aderirvi, diventa obbligatorio. Mentre poi c'è quella individuale, un po' meno ingessata. Significa che prende origine dalla volontà stessa del datore di lavoro nell'erogare dei servizi che poi di fatto vengono anch'essi tassati e non proprio tutti riescono ad essere erogati. E sostanzialmente il legislatore qui ha detto: non ti do tutto, e lo vedremo che cos'è, a livello di deducibilità e detraibilità dei costi, perché è un'iniziativa che hai preso tu, non l'hai definita con tutti e quindi di fatto ti premio fino a un certo punto. Mentre il terzo punto, quello di tipo puro, questo è quello che di fatto è quello migliore, il più elastico, perché lo si cala effettivamente attraverso un regolamento aziendale. La norma ci dice anche un contratto di secondo livello, un contratto aziendale. Qui invece il regolamento aziendale dice a categorie omogenee di lavoratori, quindi operai, impiegati, quadri, dirigenti, le stesse identiche modalità di qualifica. E quindi quello puro definisce quello più ampio, ci si obbliga reciprocamente per un periodo congruo. La norma dice un periodo congruo. Cosa vuol dire? A che la norma ci possa dare delle agevolazioni, ecco che ci dobbiamo vincolare reciprocamente, datore di lavoro e lavoratori, per poter dire: te lo do fino a data da destinarsi, si fa ovviamente un regolamento, e in quel periodo lì quell'importo che viene definito è un importo di pari valore a beni e servizi, non di certo a soldi. Poi c'è quello premiale in assoluto è quello più complesso di fatto, perché è un tipo di regolamento, un accordo per l'appunto, che privilegia il raggiungimento degli obiettivi, cioè al raggiungimento degli obiettivi misurabili io ti do
determinati premi che poi possono essere convertiti in welfare, possono essere convertiti in premi di risultato, possono essere convertiti in tantissime cose. Cioè la platea dei servizi è veramente amplissima, amplissima. Di solito le piattaforme internet a cui ci si avvale erogano dei servizi, erogano dei beni che paga l'imprenditore, che paga l'azienda e che poi definitivamente ogni singolo lavoratore si va a prelevare in maniera totalmente autonoma. Questa è molto la dice lunga su quello che è di fatto la convenienza o meno. Questa slide definisce dal lato sinistro io premio il mio lavoratore per 1.000 euro, ok? Ovviamente subisce tutta la tassazione di diritto e il netto è sul dato 1.000 euro 452,98, quello che gli rimane, ok? Quello che rimane in mano al lavoratore, mentre sulla destra gli abbiamo 1.000 euro, totale costo azienda comunque rimane 1.000 euro, però abbiamo che al lavoratore gli arrivano 1.000 euro di beni e di servizi, quindi di pari valore. E qui, con questa modalità qui, si riesce ad avere la totale deducibilità sia del costo che dell'IVA. Non è così banale se ci pensate, perché da un lato troviamo il carico normativo e su questo non si discute, dall'altro invece abbiamo un'esperienza in più da poter fare in modo che il lavoratore possa percepire qualcosa in più. Ma allora questi soldi che stiamo parlando poi alla fine di soldi, com'è che li gestiamo? Da dov'è che vengono fuori? I risultati sono due: o ricorro al merito creditizio, quindi dalle banche, e al giorno d'oggi insomma chi lo può fare buon per lui, mentre l'altro rimane un'analisi sui flussi di cassa che eventualmente si riescono anno per anno a destinare, e quindi un'analisi empirica effettiva su quello che poi l'azienda riesce a fare. Ecco, anche lì un'analisi è molto importante per poterlo attuare. Questo è un caso concreto a livello Italia. Io sono stato abbastanza breve perché altrimenti saremmo stati molto di più. E di fatto evidenzia un 10% di media di valore incrementale dei ricavi. Questo è un dato statistico rilevato da Welfare Index PMI. Se ci fate caso, parte dal 2016, anno con cui effettivamente è entrata in vigore tutta la normativa sul welfare, ha avuto una flessione nel 2020, per ovvi motivi la pandemia, ma poi è sempre stato un crescendo. Quei numeri lì che vedete sopra l'anno di riferimento sono le aziende che hanno non soltanto adottato il welfare, ma che hanno avuto dei risvolti più che positivi, della media appunto del 10%. E siamo nel 2022 con 6.532 aziende o imprese che hanno adottato questo sistema. Quindi un sistema sicuramente valido, è un sistema che permette all'imprenditore di non far più quei comportamenti elusivi, quei comportamenti che insomma li conosciamo un po' tutti, no? Quei comportamenti che sono di fatto per abbassare le imponibili fiscali, ok? Ecco, questo ci permette invece di usare un altro strumento totalmente legale, peraltro, per poter dire abbiamo uno strumento in più per migliorare la produzione intesa come produzione del singolo individuo. Ecco qual è il vero valore essenziale di questo strumento.
Infine, io sono stato abbastanza stretto nei tempi perché sapevo che anche l'orario è un po' così, vi lascio con un ultimo spunto. L'ultimo spunto da Richard Branson: i clienti non vengono mai per primi, i dipendenti vengono per prima. Se ti prendi cura dei tuoi dipendenti, loro si prenderanno cura dei tuoi clienti. Fondatore di Virgin Group. Ecco, questo è quello che effettivamente questa sera avete sentito.